Carnevale a Venezia, un weekend a record, alle 15 si contavano già 90.000 arrivi, regge il piano trasporti, domani le premiazioni delle maschere più belle. Sera da Venezia, ben trovati con l'informazione di Antenna 3 Nord-Est. Passiamo adesso a un tema decisamente più leggero, il Carnevale, la festa impazza a Venezia. Nel pomeriggio alle 16 si contavano già 110.000 persone, all'ora di pranzo i parcheggi erano già esauriti. Domani si replica in attesa della gran finale di Martedì Grasso. Vediamo. Benvenuti al Carnevale di Venezia! Welcome to Venice! Dimenticati la pioggia, il vento e la neve di giovedì grasso, su Venezia è arrivato il sole e residenti turisti hanno approfittato della giornata per invadere Calli, Fondamenta, Campielli e Piazza San Marco per vedere e far vedere maschere e travestimenti. Come di consueto, quando sul Carnevale splende il sole, l'afflusso da fuori città è stato imponente e già alle 13 i parcheggi di Piazzale Roma erano pieni e la polizia municipale ha iniziato a dirottare le macchine in arrivo facendole tornare a Mestre. 1500 le vetture parcheggiate al Tronchetto, 520 al garage comunale e 200 al San Marco. Oltre alle macchine private sono arrivati in città 300 pullman, mentre altri 450 sono andati a parcheggiare a Punta Sabioni. Ai pontini della CTV sono stati emessi 7.000 biglietti. Per permettere alle maschere di divertirsi c'è però chi ha lavorato duramente. La polizia locale ha schierato 266 agenti, 140 dei quali in centro storico e 22 su imbarcazioni. Con loro hanno prestato servizio anche 55 volontari della protezione civile. Domenica si replica con la previsione di un afflusso di maschere ancora maggiore. In Piazza San Marco in mattinata ci saranno balli storici come valzer e quadriglie. Nel pomeriggio si terranno invece le finali dei concorsi per la maschera più bella in assoluto e quello per la maschera più bella legata all'800, il periodo cui è dedicato questa edizione del Carnevale.